Benvenuto alla Taverna, Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli, Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Salve amici di Vini Friulani, sono Wayne Young, la Taverna, e benvenuti di questa seconda parte di questa conversazione con Giorgio Badin di Ronco del Gelso. E finalmente il mese di ottobre sta finendo, Ottobre Rosso Rifosco, un'altra edizione del questo mese di degustazione, cene. Ieri sera una bellissima cena al Fortino a Cividale con 3 grandi produttori, Antico Broilo, Butussi e Stropolatini. Voglio ringraziare lo staff al Fortino, soprattutto Gianmarco. Voglio ringraziare Massimo di Antico Broilo, Tobia di Butussi e Federico di Stropolatini di essere presente e presentare i vostri rifoschi con una bellissima cena di carne. Veramente l'abbiamo trovato l'abbinamento perfetto. Rifosco con carne è proprio strepitoso. Ti ho fatto aspettare una settimana per questa seconda parte, allora non ti faccio aspettare più. Adesso concludiamo questa bellissima conversazione con Giorgio Badin del Ronco del Gelso. Ok. La proposta di vendere vini bianchi che non sono di annata, che sono vini bianchi che hanno bisogno, o almeno si migliorano con il tempo, non è una proposta facile. Perché non so se il mondo in generale di consumatori vanno verso quei tipi di vini bianchi, stanno cercando vini bianchi beverini, stanno cercando vini bianchi che sono leggeri, invece sei un po' in controtendenza. Come ti dicevo prima, sì, siamo in un'area geografica dove pensare di produrre quel genere di prodotto lì non può, secondo me, essere vincente. Ok. Perché dovrai sempre competere con chi farà prezzi più bassi dei tuoi. Mentre invece lottare su una fascia di mercato diversa, tanto dà soddisfazioni completamente diverse. Allora, che sarebbe la fascia dove Friuli deve competere nel mondo di vino? Secondo me la fascia che va dai 10 ai 15 euro. Ok. Se la bottiglia di vino bianco che sta... Da cantina? No. Alla ristorazione. Alla ristorazione, ok. Poi lascio stare quello che è un pochino il problema che ha il vino a livello mondiale, perché nel mondo il vino è trattato più o meno come in Italia si tratta la benzina. C'è un piccolo valore iniziale che poi viene moltiplicato in una maniera incredibile. Io mi ricordo quando ti ho conosciuto a New York, mi pare la prima volta che ho avuto occasione. Ok, Italia, potrebbe essere Martian, mi pare. Forse sì. Ecco, con Super Whites forse. Non mi ricordo adesso l'occasione, però era in quel periodo lì. Forse era prima, però parliamone. Sì, era prima, ancora con Livio Panebianco, se ben ti ricordi. Sì, adesso mi quando ho lavorato a Becco, secondo me. Sì. Ecco, per cui sai benissimo quelli che sono i moltiplicatori del vino, della bottiglia di vino a livello di questo mondo. Certo. Con i nostri vini finiscono sullo scaffale negli Stati Uniti a 29,90 o 34,90. Alla ristorazione siamo ben oltre i $50. Certo. Ecco, significa che comprare la nostra bottiglia ha bisogno di persone che hanno veramente stimoli nel comprare e nel voler assaggiare un vino. Posso raccontarti una storia? Ho incontrato un vecchio amico, ex sommelier di uno dei ristoranti Bastianic dove ho lavorato io. Adesso lui, non dico il nome, lavora per un'azienda di Prosecco, grande azienda di Prosecco. Io ho detto, ma per un Prosecco buono a Stati Uniti in un ristorante quanto paghi? Io ho detto, ma ci sono dei posti dove vendono le bottiglie di Prosecco in un ristorante per $110. Ho detto, ma dai,
$110 per un bottiglia di Prosecco. Io pagavo quello per Dom Perignon quando ero giovane. Incredibile quanto viene moltiplicato queste cose. Infatti lui ha detto che per un bicchiere di vino a New York adesso stai parlando di $20-25 per un bicchiere. Una follia. Una follia, è una follia. E dopo quando dico delle persone che qui un bicchiere costoso è €6, dicono ma dai, devo spostare casa in Friuli. No, veramente. Ma tornando dell'idea dell'azienda, no? Che deve produrre a un certo livello di qualità per meritare il prezzo. Certo, questo non si può competere sul volume, sul prezzo basso. No, non abbiamo quella caratteristica genetica da un punto di vista del territorio. Ti ho detto, noi siamo costretti a fare un certo modo, una certa viticoltura. Però ci sono ancora aziende che provano di lottare su quel mercato. Ci sono aziende che provano, lottano e... Io un po' i conti in questo mestiere qua ho provato a farli negli anni. Ti posso garantire che è assolutamente complicato mantenere in piedi un'azienda basandosi sul volume in Friuli Venezia Giulia. Certo. È molto complicato. Già lo è per le aziende che fanno qualità. Certo. Perché il vero problema delle aziende che fanno qualità è che poi devi vendere questo prodotto a quel prezzo. E lì iniziano i problemi, no? Perché devi cominciare a girare, muoverti, e affronti quello che magari noi come generazione sappiamo affrontare meno. Okay. Siamo bravissimi a produrre, però quando poi si tratta di vendere non abbiamo la scaltrezza di altre popolazioni. Sta cambiando questo? Sta cambiando. Con le nuove generazioni? Con le nuove generazioni, ma anche con la capacità di quelle vecchie. Perché guardate che noi qui abbiamo aziende che stanno facendo veramente bene. Ok. Questo è importante, anche con questo calo mondiale del consumo del vino. Cosa ti dà un po' di fastidio, un po' di paura questa tendenza? Certo, la paura c'è, perché vedi nuove generazioni che non stanno consumando vino e prima o poi faremo i conti con questo. Certo. Ma quello che mi dà fastidio invece è sentire certi racconti fatti da medici o da così salutisti nel mondo che propongono veramente una sorta di repubblica islamica da un punto di vista del consumo di alcol e di tutte queste cose qua, insomma. Io ho lavorato per diversi anni in Danimarca con 2 importatori che facevano importatori come secondo lavoro. Come primo lavoro loro avevano una struttura medica che curava le dipendenze dal cibo, le dipendenze e gli eccessi, insomma. No? Ok. E insomma, andiamo a mangiare da Cirque, al cacciatore. Ok. Bellissimo, qualche anno fa, insomma, no? E mi raccontavano della loro attività. Uno si occupava di alimentazione e l'altro invece era dietologo, proprio faceva il dietologo e preparava, insomma, quel giorno lì loro in 2 più io 3, ma io non ho bevuto quello che hanno bevuto loro, hanno bevuto qualcosa come 6 bottiglie di vino, hanno mangiato loro 2, io forse ne ho bevuta mezza, tutto il resto l'hanno fatto fuori loro. Wow. E hanno mangiato l'impossibile perché tutto quello che ci hanno portato loro hanno divorato, discusso, parlato di cibo e tutto quanto. E io ho fatto, ma alla faccia dei dietologi, io ho fatto io. Se questi sono, ho detto, c'è un momento dove devi pensare alla pancia e c'è un momento dove devi pensare alla felicità. Bravo. Noi abbiamo bisogno di felicità e abbiamo bisogno anche di avere attenzione a quello che mangiamo. Oggi stiamo attenti alla nostra felicità, mi fa. Per cui questo è quello che un po' dovrebbe succedere un po' per tutto, insomma. È sempre l'eccesso che crea un problema, ma la cultura del vino non è fatta per l'eccesso, è fatta per un consumo, è fatta per mettere insieme le persone, per la socialità, per tutta una serie di aspetti che sono importanti esattamente come il colesterolo. Non è diverso, è la stessa cosa. Certo. Perché non possiamo pensare di essere solo macchine che hanno bisogno dell'olio, ma abbiamo bisogno di tante cose. Certo. C'è una delle quotazioni che mi piace raccontare spesso mi sembra Benjamin Franklin che ha detto
neanche la moderazione deve essere praticata in eccesso. Sì. E allora sì, ogni tanto deve essere esuberante, per il nostro cervello, per il nostro senso di bellezza. È una questione dell'estetica è sostanza anche in quello che E domani che si mangia un'insalata. E domani mangi un'insalata. E bevi troppo acqua. Bevi più acqua. Esatto. Però hai passato una bella serata, hai avuto la possibilità di godere non soltanto della tristezza, ma anche di altre cose, insomma. Ecco. E quando tu vuoi godere qualcosa, che cos'è la tua... Quando tu vai a mangiare qualcosa, tu vai a bere qualcosa, che cos'è quello che dà più, non lo so, sensazione di godere? Intanto non è solo quello che bevo, non è solo quello che mangio, ma è quello che vedo. Ok. E anche con chi stai e tutta una serie di cose che fanno così, che ti rendono contento di quella che è la tua vita, insomma. Ok. No? La mia famiglia è per me un aspetto importante, molto importante. Allora vuoi stare con la famiglia? Sì, mi piace molto stare con la mia famiglia. E mi piace anche semplicemente passare una giornata al mare o semplicemente farmi un giro in montagna. Ok. Ecco sì, poi tornando indietro alla sera cenare con gli amici, cenare con la mia famiglia e lì magari aprire una bottiglia di vino che magari non conosco. Io di solito prendo i vini non in base a una scelta di conoscenza, perché già lo conosco, ma perché non l'ho mai sentito, per cui voglio provare qualche cosa di inaspettato, no? Qualche volta mi delude, qualche volta invece mi dà qualcosa, ma fa parte anche di un aspetto, di una inevitabile problematica professionale, no? Non riesci mai a toglierti di dosso il fatto che fai vino e allora sei lì ad indagare, a capire ma cosa avrà fatto, cosa non avrà fatto. Questo fa parte un pochino del nostro carattere, del nostro modo di essere. Bello. Sì, questa è fai parte di questi wine adventurers, no? Che tu vuoi trovare della cosa nuova, la cosa che non è mai... Indagare è un pochino una cosa così, che mi piace fare, insomma. È sempre l'ignoto che mi attrae un pochino, come concetto. Esatto. Allora, posso dare un esempio per me. Per me è una delle cose che mangio pochissimo, volte all'anno, forse una volta all'anno, che quando lo mangio lo godo al 100%, sono le ostriche. A me piace tantissimo le ostriche, deve essere ostriche fatto in un certo modo, crudo ovviamente, però di un certo fornitore, che deve essere in un certo periodo dell'anno, l'acqua deve essere fredda, allora durante novembre e dicembre, quando non c'è un piatto per te uguale a questo. Per me è un piatto con i funghi con la polenta, visto che uno dei divertimenti che ho. Vai anche a raccogliere i funghi? Certo, o no? Certo, Sì? mi piace, sì. Mi piace tanto. Bello. Mi piace perché riesco a spegnere il telefono e a passare un paio d'ore senza... E mi piace andare da solo. Ah, ok. È una cosa che... Perché mi assento mentalmente ancora di più. Mi concentro solo su quello che sto cercando piccolo meditazione. Dietro. Sì, mettila così, insomma. Sì. Poi già quando torno in macchina ritorna tutto uguale, perché il telefono appena riparte subito. Certo. E tutti che mi hanno cercato e tutti che mi hanno... Certo. Quando devono dirmi qualcosa potranno aspettare 2 ore prima di potermelo dire, no? Ok. Torniamo all'azienda. Allora, bianchi fatti per la strada lunga, bianchi fatti per invecchiare, per sviluppare nel tempo. Terziare, ok. E allora parliamo, ovviamente tu sei famosissimo per Friulano. Io ricordo, io non solo quando siamo conosciuti lì a Becco con Livio Panabianco, ma anche quando l'abbiamo fatto, se tu ricordo, le degustazioni con Giulio Colomba su Amels. Stiamo parlando di 98-99. Sì, quel periodo là, sì. Sì. E allora io ricordo che il tuo friulano a quell'epoca era il top. Io ricordo sempre raccontando degli amici, no, ma Ronco del Gelso friulano è Io credo di essere un bravo produttore sul friulano. Ok. Sul Pinot Grigio. Ok. E ormai credo di essere bravo anche sul Riesling.
Riesling. aver fatto un'esperienza importante su quel genere di prodotto lì, e di avere così capito alcune cose che mi permettono di renderlo ripetibile, insomma, di renderlo ogni anno molto simile a quello dell'anno precedente. Perché non è l'uva più comune qui in Friuli No, Venezia proprio Giulia. non è di casa, nel senso, Non è di nel senso casa. che ha sbagliato proprio tutto. Hai sbagliato tu. No, Metterlo. o- il Riesling è una passione che io ho, nel Ok. senso che se io esco e vado a cena fuori, se ho la possibilità di scegliere, va a finire che mi scelgo un Riesling Ah. al 30% delle possibilità, insomma, succede spesso, ecco, questo. Più tedesco o più alsaziano? Un po' di tutto, ma Ok. anche New Zealand, Anche, ok. l'ultimo che ho sentito, ad esempio, era Nord America ed era Ok. ma Oregon? Oregon, bravo. Oregon. Ed era di Cameroni, ecco, adesso mi è venuto il nome. Ok. Eh, L'hai piaciuto? Mi è piaciuto. Conoscevo ad esempio il Pino Bianco di questo produttore qui, sentivi esattamente la stessa mano anche sul Riesling, cioè sentivi che la tecnica era uguale. Io invece sul Riesling che faccio ho abbandonato tutto quello che avevo imparato con gli altri vini e sono partito da zero, provando, riprovando. È venuta fuori questa vendemmia tardiva fatta con uva che è praticamente marrone quando viene raccolta. Ok. Ci sono i vendemmiatori che quasi la guardano con sospetto. Ok. Perché il colore non è proprio quello accattivante, no, dell'uva bella, perché ormai si è ossidato completamente l'acino, no? Ok. Però è un forte produttore di aromi, quello stato lì, quello stato ossidativo dell'acino lì produce questo idrocarburo praticamente. Bello. Questa nota aromatica di idrocarburo molto particolare che abbiamo cercato di sviluppare, di ricercare. È il vino che meno è vino di territorio. Ok. Sul Riesling dimentica tutto quello che ti ho raccontato prima. Lì viene fuori il mio ego, insomma, nel senso che bello però mi piace, avere un outlet per il tuo ego. è un vino che un pochino ha bisogno di alcune conoscenze tecniche, tecnologiche anche, per essere fatto, e quando le impari poi diventa un tuo prodotto. Però non è, cioè, gli aromi sono aromi tutti di trasformazione enzimatica che ottieni solo da uve lavorate in un certo modo. Ok. Ma non potresti fare la stessa cosa anche in Sicilia, te lo dico subito. Ok. Parlo contro i miei Interessi. però io ho fatto da ragazzo un piccolo stage da Dr. Losen. Ok. Lì ho preso sta benedetta malattia del Riesling e non sono mai più riuscito a togliermela, insomma. No? Secondo me Riesling è un po' come Pinot Nero, che quando tu si innamori di questo vitigno è difficile togliere della... Fa parte di quei vini dove su 20 bottiglie ne trovi 3 veramente buone, no? Che ti fanno impazzire. Però quando le trovi, porca miseria, ti lasciano una soddisfazione. Come Pinot Nero, come una Borgogna. soddisfazione enorme, insomma. Sì. No? Bello. Allora, Riesling, Friulano e Pinot Grigio. E Pinot Grigio, sì. Che Pinot Grigio... Vino. Lo faccio vino... esattamente come si fa la birra. Nel senso che iperossigenato praticamente, utilizzando la bombola di ossigeno che scorre all'interno dei mosti prima della fermentazione. Ok. Per cui il mio Pinot Grigio non ha nessuna velatura del Pinot Grigio commerciale. Del Pinot Grigio commerciale, ma non ha nessuna nota rosa, non c'è nulla che una fermentazione di una base che ha delle caratteristiche di forte neutralità aromatica, dove il lievito si sbizzarrisce e va verso le note di crosta di pane. Sembra quasi uno champagne spento, insomma, no? Senza bolla, quando ha un paio di anni di bottiglia. Ok. Anche questo, più da assaggiare per raccontarlo e per capirlo, piuttosto che sentirlo dalle mie parole, perché poi ti fai tutta una prosopopea dei termini, no? Che usi, ma te la fai per te, no? Non sai mai se chi ti guarda capisce veramente quello che gli stai dicendo. Assaggialo e capisci, insomma. Ok. E allora sì, non stai facendo per un determinato pubblico, ma stai facendo perché questo è il tuo vino, è il mio vino. E devi trovare il tuo pubblico. Devi tornare a quello che ti dicevo prima. Noi non possiamo fare vino per tutto o per tutti. Dobbiamo scegliere un nostro target. Bravo. Scegliamo un nostro target e lavoriamo su quello.
Secondo me spesso si trova delle persone o produttori che stanno a cercare di accontentare tutti. Quando vuoi accontentare tutti va a finire che non accontenti nessuno. Vedi? Non accontenti nessuno e magari il motivo per cui vieni scelto o non scelto non riesci neanche a capirlo. Perlomeno se non vengo scelto so il perché. Perché ho fatto qualcosa che non è nelle corde di quel pubblico. Però in qualche maniera cerco... anch'io qualche volta sono quel pubblico, per cui faccio e produco un vino che è fatto per me, ma io sono come loro. Non so come spiegartelo, perché sono cresciuto bevendo quei prodotti che bevono loro, assaggiando, appartenendo un pochino a quel genere di consumatore. Per cui se appartieni a quel gruppo culturale, insomma, diciamo, tra virgolette, senza entrare troppo nei paroloni, ma in qualche maniera fai quello che senti tu e sentono loro. Ok. E Sauvignon fai ancora? O? Certo. Sì. Noi, l'azienda friulana minimo 10 vini li fa, insomma, non se no. Quanti vini fai in totale? 10 vini. 10 vini. Sì. 10 vini. Io faccio un vino bianco, il Latimis, che è una cuvée di Pinot Bianco, Riesling e Traminer. Ok. Vinificato un po', come ti dicevo io, in questo caso sì, vino di territorio, fatto con vitigni a base aromatica, per cui un vino fortemente aromatico, quasi nordico, più nordico del Friuli ancora. Ok. Un vino che piace, forse un vino... Io faccio dei vini che sono più legati al cibo, cioè sono vini da seduti, da consumare da seduti. Tante volte li distingo i vini tra vino da consumare in piedi e vino da consumare a tavola, seduti. Ma mi piace questa differenza, in piedi o seduti. Se conosci bene il mercato americano, ormai negli Stati Uniti il vino è quasi tutto da aperitivo, è pochissimo il consumo fatto a tavola, no? Anzi, si consuma tra un pasto e l'altro, cioè alle 4 del pomeriggio, in orari strani, insomma, no? O prima della cena. E lì i vini sono veramente tanto vini da aperitivo, vini molto impattanti da un punto di vista del muscolo, del che mangi e bevi contemporaneamente. Certo. Invece cerco di fare dei vini che sono diciamo in sinergia con il piatto. Cioè la somma del piatto più il vino non fa 2, ma deve fare 3. Certo. Cioè, le due cose messe insieme devono dare una soddisfazione maggiore del singolo. Allora, in generale tu definisci i tuoi vini essere più vini dal pasto, non sono più vini da pasto. Il Latimis, quello che dicevo prima, e torno a quello che potrebbe essere invece un vino da aperitivo, perché è un vino molto esplosivo da un punto di vista aromatico. È un vino che ha una verticalità maggiore rispetto agli altri vini, ed è molto impattante, piace, cioè tac, subito, di colpo, senza dover star lì a pensare più di tanto. Ok. E i rossi? Fai anche I rossi o no? Noi siamo dei produttori di Merlot e poi facciamo anche ormai 3.000 bottiglie di Cabernet Franc, molto poche. Rossi siamo sulle 9.000 bottiglie circa. Da un totale di? Da un totale di 160.000 circa bottiglie. E solo 9.000 di rosso? Di Merlot, poi 12.000 circa con il Cabernet, accanto al Cabernet. Purtroppo sempre meno, nel senso che stiamo addirittura estirpando vigneti di rosso per piantare ancora bianco. Non nulla contro i rossi, però il mercato della mia azienda si sta andando fortificando più forte. E sta andando molto bene su quello che è il prodotto bianco. Sui rossi facciamo più fatica perché ieri sera ad esempio avevo 5 bottiglie di vino rosso su un tavolo con gli amici. La differenza tra quello che facciamo noi in Friuli e quello che viene fatto con i rossi nel mondo è notevole. Sì. Secondo te dobbiamo stare con i bianchi qui in Friuli? O imparare a fare rossi in una maniera molto più seria. Diverso? Sì. Ne abbiamo. Io ho assaggiato negli ultimi anni alcuni refoschi fatti veramente bene, che è veramente di un livello molto molto... Puoi darmi un nome? No, perché no. Ce ne sono diversi e finisco col scontentare qualcuno, ma se io guardo solo le bottiglie che ci sono in questa stanza, alcuni di quelli che mi piacciono qua dentro ci sono. Sì.
Sai che io sono innamorato con Refosco. Refosco è proprio importante per me personalmente, perché secondo me è il vino rosso del territorio, il vino rosso del territorio. Il Merlot di Friuli Venezia Giulia. Il Merlot ad esempio dà degli ottimi risultati da noi, da un Certo. punto di vista qualitativo. È una pianta perfetta, no? È una pianta che produce bene, non ti dà problematiche, ogni anno è costante, dà sempre un ottimo risultato da un punto di vista enologico. Certo. E la personalità però è una cosa che non riesce a venire fuori da questo vino qua, se non da un pubblico estremamente capace, perché il Merlot ha bisogno di un pubblico capace di capire la qualità di quel vitigno lì. Ho dato in assaggio ad alcune persone negli anni Merlot veramente importanti, e se gli dai un Pinot Nero anche cattivo, qualche volta preferiscono il Pinot Nero al Merlot. A parte di quelle cose che mi sono incomprensibili, però accadono. Ok. Allora, secondo te, seguendo un po' questa fila della conversazione, secondo te l'educazione del consumatore è importante per vini? È molto importante. È molto importante. È molto importante. Io non ho tantissime persone che vengono a visitare l'azienda, ma sempre di più però. Bello. Sempre di più ci sono, e sempre più persone tornano, e spendo tempo a parlargli. Non li lascio andare via così, comprare e vai via subito. No, gli raccontiamo. Perdiamo più tempo a spiegare, a raccontare quello che facciamo, il territorio, da dove veniamo, quali sono le caratteristiche dei vini che produciamo, perché produciamo quei vini in quel modo, e tutto questo viene raccontato. E tante volte mi piace, perché arrivano altri che non erano mai arrivati, che ti raccontano esattamente quello che hai raccontato tu negli anni ad altre persone, e hanno avuto occasione di dialogare insieme a questi. È bello vedere questo in azione, perché lo vedi, tutta la promozione è una cosa che devi fare sempre, è una cosa piccola, è una goccia che deve continuare a cadere lì di continuo. E torno a quello che abbiamo detto all'inizio: si sta poco a distruggere tutto con un modo di affrontare questo mondo qui in una maniera negativa e non in una maniera positiva. Dobbiamo rimanere positiva. Certo. No, seguendo questo, perché c'è l'idea sempre di creare questi ambasciatori che vanno fuori nel mondo, che non è... Anche io avevo delle esperienze quando tu vai in un posto, forse un posto importante, dove ci sono tantissime persone che visitano, e tu sei solo la persona con bicchiere che deve essere servito, perché questo è questo vino, questo è questo vino. Invece viene spiegato pochissimo. Invece altre aziende che passano un po' di tempo con te, raccontano delle storie, ma anche la storia del nonno, della nonna, che non lo so, tu vai via con un altro. Tutto aiuta a creare l'immagine del tuo prodotto, l'immagine della tua azienda, e cerchi di farlo nella maniera più corretta possibile. Esatto. Perché ci sei tu, ma c'è il tuo territorio, c'è chi vive nel tuo territorio, e io vedo la crescita di un territorio, e vedo anche quando le cose che vengono fatte creano problemi, e so che bisogna tornare indietro su quei problemi lì, e tornando ad esprimersi in una maniera molto più positiva e corretta, non creando tensione diciamo culturale nel vino, perché è una bruttissima cosa. Sono d'accordo. Qualche futuro progetto, un sogno nel cassetto? Cosa ce ne sono tanti. Vediamo, le mie capacità economiche saranno in grado di potermi esprimere da questo punto di vista qua. Noi siamo la prima generazione che fa vino. Io mi scontro con altri produttori in Italia, ma all'estero, che sono alla 20ª generazione. Non si preoccupano assolutamente della cantina, perché ce l'avevano già nel 1800, avevano già la cantina fatta, hanno solo cambiato qualche macchina, cioè tutto lì. Hanno gente addirittura che ha l'etichetta creata 200 anni fa, e non gli passa assolutamente per la testa di cambiarla. Certo.
Noi invece siamo qui a combattere ancora, non sappiamo esattamente qual è il vino che sarà il nostro prodotto di punta, no? Quello che ci racconterà nel mondo, per quello facciamo ancora 10 vini. Ok. Le vigni hanno una storia, passano 6, 7, 8 generazioni prima che venga definito il vitigno che in qualche maniera ti racconta meglio. Sì. Perché non siamo noi che lo diciamo, è il nostro consumatore che ci dice pianta Pinot Grigio, pianta quello che si vende di più. Quello che si vende di più e quello che in qualche maniera è percepito meglio dal consumatore. Ancora io ancora non ho capito qual è. Non ho capito qual è, non ho capito ancora, perché vedo le mode, vedo le cose che cambiano, vedo il consumatore che è diverso rispetto a qualche anno fa. Il tipo di consumo piano piano si modifica, cambia e non siamo ancora in grado noi di imporre un nostro prodotto. Non abbiamo una storia forte al punto da poterlo fare. Siamo ancora un territorio giovane da un punto di vista... È vero. Da un punto di vista proprio della produzione del vino. Anche se parliamo di romani, anche se parliamo di romani, noi abbiamo avuto lo scorso secolo 2 guerre mondiali. Se vedi le foto di dove ho l'azienda io, fatte a fine anni 1920-1922, non c'è un albero. Noi tuttora quando facciamo un vigneto il principale problema è togliere le macerie dei camminamenti militari che erano stati costruiti in cemento. Per cui queste sono noi abbiamo avuto 2 conflitti mondiali importanti sul nostro territorio. Giusto. Tutta l'economia è stata distrutta e tutto è stato da ricostruire. Speriamo non succeda più, perché avere 200-300 anni di continuità storica da un punto di vista economico creano un'economia diversa da quella che abbiamo adesso. Ci vuole quella stabilità. Serve stabilità e noi da qualche secolo non ce l'abbiamo. Ok. Allora sì. Questo così per darti anche un po' di connotazioni storiche su perché lavoriamo ancora con tanta incertezza, no? Perché siamo ancora ovviamente in fase di sviluppo. Siamo in una fase di sviluppo molto molto giovane. La confusione ancora regna sovrana in questo ambito enologico friulano. Bellissimo. Giorgio, grazie tantissimo per passare questa oretta con noi. Possiamo restare qui ancora per ore, sono tantissime le cose che possiamo raccontare, però insomma dai, quello che era così, un racconto di un'ora lo abbiamo fatto. Assolutamente, no, è stato molto interessante. Io ho il mio carattere che viene sempre fuori nelle cose che cerco di esprimere, di raccontare, purtroppo o per fortuna viene fuori. Una delle cose che mi è piaciuto sempre da te come persona è uno dei motivi che volevo averti come ospite, perché tu hai un carattere abbastanza forte e parli senza avere troppi peli sulla lingua. Allora hai delle idee. Vedi che hai capito subito tutto. Esatto. Comunque grazie tantissimo, spero di passare in azienda in qualche quando punto. vuoi. Va benissimo, grazie Giorgio. Ok, ciao a tutti, saluti.